primo ottobre 2009. C'è malo tempo tra Monti e Marina e tra tuoni e lampi a dirotto piove. In due paesi della provincia, Scalette e Giamblieri Superiori. In prima serata a piovere comincia e sarà una notte di terrore. Ma quando fango da montagna scisi velocemente e si portava d'un vero paese e fu un disastro senza precedenti. E si portava d'un vero paese e fu un disastro senza precedenti. Ed io sono andato là personalmente per poter scrivere questa canzone e raccontare la sofferenza di quella gente che è rimasta vittima dell'alluvione. Dopo l'alluvione è rimasto uno scenario che non si poteva neanche immaginare se non si vedeva personalmente. Scalette e Giamblieri erano tutti da rifare, ma è rimasto il dolore e lo strazio della gente che hanno perso familiari e parenti. Vestito paesi, una brutta notte del mare, le fango furono sommersi. Infatti ci furono più di 30 morti e tante restarono dispersi. Da notte ci fu una gran paura in tanti paesi vicini. A Giamblieri e Scaletta ci fu la sciagura e murirono giovani, vecchi e bambini. Frullati case sopra le strade, che manco un miracolo le poté salvare. In fiumi di fango furono trascinati e tanti infine a mare. In fiumi di fango furono trascinati e tanti infine a mare. Subito i soccorritori si misero a scavare con l'aiuto dei cani addestrati, mentre i sommozzatori cercavano a mare i dispersi che a terra non furono trovati. A migliaia, tra polizia, guardie di finanza e carabinieri, una massa di volontari, protezione civile e un esercito di pompieri. Scavavano tutti senza sosta, chi mano e chi piedi, avendo spesso qualche sorpresa brutta quando tiravano qualcuno morto della sutta. Era impressionante quello che in televisione si vedeva. Il fango fino al primo piano arrivava, spalancava le porte e dentro la casa giaceva come una valanga che non perdonava. E la gente, aiuto, aiuto, gridava. Il fango come una ciumara de strada calava fino all'altezza di bacconi e man mano la casa si tarava come se fossero fatte di cartoni. Si ruppoli fino alla luce e ai lampioni. Il paese restava oscuro senza corrente e la situazione peggiorava di minuto in minuto. E sotto le macerie si sentivano i lamenti di tanta gente che chiamava aiuto. E sicuramente più di tutti sapete chi è intervenuto? Un valoroso eroe che rimarrà sempre nei nostri pensieri, che tanto coraggio ha avuto, Simone Neri, che per salvare 8 o 9 persone ha perso la vita nell'alluvione. Si è visto pure in televisione che 3 bambini in tenera età furono vittime dell'alluvione che neanche per loro ha avuto pietà. Sta disgrazia fu come un sogno brutto, ma fatto sta che è successo davvero. Ora sta gente hanno perso tutto e devono ricominciare da zero. Sarà colpa dell'inquinamento che il nostro clima sembra tropicale. Si scatenano tempeste in un momento e nelle zone a rischio finisce male. Si scatenano tempeste in un momento e nelle zone a rischio finisce male. Fu chiusa l'autostrada e la vecchia strada statale e chi si trovava di passaggio quella notte gli è finita male, senza poter avere salvataggio. Il tempo oramai è selvaggio e imprevedibile, specie se da tempo non è piovuto, si scatenano tempeste terribili senza che ne potremo dare aiuto.
E a tutti quelli che in zone a rischio o in colline abitate, una cosa importante vi voglio dire: controllate lo stato delle vostre case per essere sicuri nell'avvenire. E dopo l'alluvione tanti sono rimasti sfollati che negli alberghi a Messina o in altri posti furono alloggiati. E tutti di spesso non furono trovati. Mentre i giorni passavano e i soccorritori a tutta forza scavavano, c'era gente che sempre sperava che qualcuno ancora vivo si trovava. Ai funerali cattedrale a Messina erano presenti migliaia di persone. C'erano tutti i politici quella mattina e non mancava Berlusconi. Disse Lombardo con Berlusconi: non vi preoccupate che vi aiuteremo. I primi soldi sono già stanziati e le nuove case presto vi daremo. I primi soldi sono già stanziati e le nuove case presto vi daremo. E vedremo se questi aiuti presto arriveranno per la provincia di Messina. Così anno dopo anno tutto ritorna come prima. Questa tragedia in provincia di Messina in tanti dicono si poteva evitare, perché si sapeva già 2 anni prima che la montagna poteva crollare. Una squadra di tecnici già 2 anni arredi, dopo tanti calcoli chi loro strumenti, vissero in pericolo tutta Giambeleri, ma di evitarlo non fecero niente. Vissero in pericolo tutta Giambeleri, ma di evitarlo non fecero niente. Ci vuole rispetto per l'ambiente, questa è la causa prima, e prendere provvedimenti per tutti i paesi che sono in collina. Gli alberi sono la cosa più importante, altrimenti ogni montagna diventa pericolante. Perché se una montagna è alberata, le radici sono come una rete che la rendono sicura. Così a Giambilieri non sarebbe franata e non sarebbe successa la sciagura. Le nostre montagne sono tutte bruciate per colpa dei piromani che danno fuoco a boschi e foreste nell'estate. E queste persone come le giudicate? Non sono gente malate che sembra tasso di mano tagliate, perché se la natura non rispettate, questi sono i risultati. Chissà quanti paesi verranno cancellati augurando che altri funerali non ne saranno celebrati. Quindi bambini, giovani, gente grande e matura, si deve avere rispetto per la natura. Amate il verde con tutto il cuore e la nostra vita sarà migliore. E dopo aver raccontato con dispiacere e tristezza il triste destino di Giambilieri e Scaletta, guardiamo avanti verso la ricostruzione con un finale allegro di questa canzone. Capisco la vostra situazione, di Scaletta e Giambilieri abitanti, siete nati e cresciuti in queste zone, e allora rialzatevi per andare avanti. Speriamo che arriveranno presto gli aiuti che lo Stato vi ha promesso. Tutta la provincia di Messina è assai bella da valorizzare. Sullo Ionio c'è la perla Taormina che tanti turisti vanno a visitare, e sullo stretto c'è il Capo Peloro. Messina è bella per le spiagge d'oro. Sulla costa di Rena poco lontano si vedono guardando sullo sfondo le isole dell'arcipelago eoliano, che sono le più belle del mondo. Scaletta si trova in riviera, Giambilieri si trova in collina, ognuna ritornerà bella com'era e rifiorirà la vita come prima. Con tanto affetto saluta tutti quanti Messina, la provincia e i suoi abitanti. Infine vi abbraccio a tutti i fratelli